Voi l'avete mai visto? Un casatiello così, con le uova? Bene, un babà, voglio non bene un casatiello. 1 chilo di farina, 700 grammi d'acqua, aggi squagliato una pazzetta di lievitaino, farina e pepe. Quando l'impasto raggiunge, vedete, questa consistenza, come pare molle, ci mettete un cucchiaio di sale. Preparatevi un po' di farina sul piano di lavoro e togliete l'impasto dalla ciotola. Per farlo venire bello sfogliato, ragazzi, ci metto un burro. 200 grammi di burro per 1 chilo di farina, guardate, e mo lo incorporiamo. Il pecorino, ragazzi, ecco qua, a quantità. E cicala. La cascata di salame. Queste sono le uova della mia gallinella, ce la giuro a tirare io stamattina. Capugliato, capugliato. Questa era la dose di 2 kg che ho fatto per me. A voi vi ho dato 1 chilo, la potete raddoppiare o diminuire. Facciamoli raddoppiare di volume. Adesso in forno a 180 gradi per circa un'ora. Ogni tanto chiederà da un occhio. Eccoli qua, ragazzi, sono pronti. Luca, vieni. Antonio, vieni a dire. Grazie Giovanni. Mamma. Nando. Armando. Ti devo dire. Armando senza Armando. Grazie, grazie. Nando. Nando. Abbassa. Mamma mia. Pochi mani. Ui. Che fa? Tutti fanno.